Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Ritirate quella bozza di revisione della rete ospedaliera, coro quasi unanime in regione, previsti oltre 300 posti letto in meno nel catanese a Bronte, Caltagirone, Giarre e Militello. Paternò ne guadagna 41. In provincia di Ragusa 50 posti in più a Vittoria, 36 in meno a Scicli. Anche Trapani perde posti, solo Palermo cresce ovunque. Battuta d'arresto per una più efficiente gestione delle acque per l'irrigazione in agricoltura. La riforma appena bocciata all'Assemblea regionale lascia i consorzi commissariati, come ormai da anni. Intanto è attesa a giorni l'immissione nelle reti urbane dell'acqua trattata dai dissalatori mobili. Stamane sopralluogo di Schifani a Porto Empedocle. Caldo, oggi bollino rosso a Palermo, giallo a Messina e Catania. Forte il rischio di nuovi incendi, ma il comandante dei Vigili del Fuoco di Catania rilancia l'allarme. La maggior parte dei roghi è dolosa, rara l'autocombustione. A Catania è arrestato il corriere di una ditta di spedizioni che trasportava nel suo furgone 24 kg di cocaina. La droga gli avrebbe fruttato 5 milioni di euro. Ancora a Catania, fuoco, fiamme e degrado. A distanza di 20 giorni dall'incendio in via Maraffino a San Berillo, resta in bella mostra una montagna di rifiuti. Eccola qua, i residenti, la burocrazia blocca tutto. Mentre il Senato vota l'ergastolo per i femminicidi, Agrigento dedica il nuovo solarium degli dei a Patrizia Russo, uccisa dal marito recentemente condannato, e alle altre donne vittime di violenza. Tra i tanti turisti a Palermo anche la popstar Dua Lipa, che su Instagram posta le foto del capoluogo, tra gite in barca, visite ai monumenti, aperitivi, cene. La dedica a Palermo in My Heart, eccola qui, nel cuore, scatena i fan siciliani. Calcio, Palumbo in campo in Val d'Aosta con i compagni di squadra, il DS Osti pronto a portare in rosa-nero anche il difensore Bani. Sfoltire gli organici è al momento l'obiettivo di mercato delle siciliane DC. Bentrovati. Dunque, coro di proteste contro la nuova rete ospedaliera dopo il confronto in Commissione Sanità all'Assemblea regionale, e arriva l'ennesimo parere negativo e piovono le richieste di ritirare quella bozza. Vediamo cosa contiene. Manlio Viola. Ritirate quella bozza di revisione della rete ospedaliera in Sicilia. È un coro quasi unanime quello che arriva da tutte le parti politiche, dai sindaci, dalla maggioranza, dall'opposizione, dalla Commissione Salute. La bozza di revisione dei posti letto sembra l'ennesimo pomo della discordia e ieri la Commissione Sanità dell'ARS ha detto di no, anche se il parere non è vincolante. In teoria la Regione può andare avanti, ma deve fare i conti sulla contrarietà praticamente di tutti. Ma cosa cambierebbe per i cittadini siciliani? In totale 367 posti letto in meno rispetto al periodo prima del Covid, questo perché la popolazione residente in Sicilia è diminuita. Ma con l'occasione il nuovo piano cambia la distribuzione ed è su questo che scoppiano le polemiche. Nel catanese la disfida è tutta su Paternò, che fa la parte del leone e guadagna nel complesso 41 posti letto, ma a discapito di Bronte, Caltagirone, Giarre e Militello Val di Catania. In particolare Bronte perderebbe 30 letti, Caltagirone 12, Militello 14. L'altro scontro è nel sud-est, in provincia di Ragusa 50 posti letto in più a Vittoria, 36 in meno invece a Scicli, e c'è l'ipotesi di un potenziamento all'ospedale di Modica. A Siracusa nel complesso 12 posti letto in meno, si tratta di un taglio di 16 fra Avola e Lentini, solo parzialmente compensati dai 4 in più assegnati all'ASP di Siracusa, ma tutto il sistema è incentrato intorno al nuovo ospedale di Siracusa, che ancora però non esiste. Nel trapanese scontro fra Trapani, che perde posti letto, Marsala e Mazzara che se li contendono, protesta a Castelvetrano, mentre a Pantelleria scompare del tutto il reparto di ostetricia sull'isola. Un elenco che può continuare all'infinito, provincia per provincia e città per città. Solo Palermo guadagna posti letto quasi ovunque.
Altra grana per la Regione, i consorzi di bonifica che si occupano soprattutto di gestione delle acque per l'irrigazione in agricoltura. In Sicilia questi enti sono commissariati da anni e la riforma appena bocciata all'Assemblea regionale avrebbe messo ordine nel settore. Ma Luca Celiberti. La bocciatura della legge sui consorzi di bonifica in Sicilia è stata subito derubricata come schermaglia politica tra gruppi di opposizione e maggioranza e all'interno della stessa maggioranza di centrodestra. Eppure la riforma, da tutto il comparto agricolo ritenuta necessaria, avrebbe messo ordine a un settore per troppo tempo parcellizzato e commissariato da oltre 30 anni. La proposta arrivata in aula all'ARS prevedeva la costituzione di 4 nuovi consorzi di bonifica, liquidando una dozzina di vecchi consorzi. I nuovi consorzi, nell'idea del legislatore, avrebbero accentrato i servizi, riequilibrato la distribuzione del personale e le risorse idriche, così che ogni singolo consorzio avrebbe avuto un quadro complessivamente più chiaro dell'area vasta di gestione. Lo stallo istituzionale acuisce una situazione già critica e alimenta malumori in tutto il comparto. Un appello al Presidente Schifani, un appello a tutti i capigruppo dei partiti perché questa scellerata scelta che è stata fatta con la bocciatura della legge di riforma venga ripensata. Mentre in altre regioni i consorzi funzionano con principi di autogoverno e sussidiarietà, in Sicilia restano soggetti a una gestione straordinaria che impedisce la pianificazione e l'innovazione, ostacolando ogni prospettiva di sviluppo sostenibile. Certo, poco chiara appariva la copertura finanziaria per far fronte a monte debiti accumulato fino ad oggi dai fornitori in tutta la Sicilia. E noi non possiamo immaginare che tutto questo venga affidato a nessuno. A commissari che non possono farlo non si può togliere il futuro e la speranza alle imprese e ai cittadini siciliani. Il presidente Schifani ha ribadito che dopo l'estate la riforma tornerà in aula. Vedremo cosa resterà dei 36 articoli contenuti nel testo appena bocciato. Ancora acqua, quella trattata dai 3 dissalatori mobili finanziati dalla Regione con 100 milioni di euro. Ebbene, sarà presto immessa nelle reti idriche. Stamane, sopralluogo del presidente Schifani, nell'impianto di Porto Empedocle, da agosto entreranno in rete 120 litri di acqua al secondo destinati a un bacino di 200.000 persone. Ed è pronto anche il dissalatore di Gela, Gerri Italia. Eccola qua, bene. L'acqua per Porto Empedocle e per Agrigento, da bere, 120 litri al secondo entro i primi di agosto. Un rubinetto simbolico aperto da Renato Schifani, presidente della regione siciliana, per dare il via questa volta per davvero all'arrivo dell'acqua dissalata in rete. Dovrebbe essere proprio Porto Empedocle il primo dei 3 impianti mobili a entrare in funzione. A sorpresa questa mattina Schifani ha visitato il sito accompagnato dall'assessore all'energia Francesco Colianni, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Verifica dei lavori, test finali completati e primi litri d'acqua pronti per la distribuzione. Sono 3 in tutto i dissalatori mobili finanziati dalla regione siciliana con 100 milioni di euro, oltre a quello dell'Agrigentino altri 2 a Gela e a Trapani. Proprio nello stesso momento a Gela il sottosegretario con delega al CIPES Alessandro Morelli visitava l'impianto gemello. Una grande operazione fatte in tempi altrettanto brevi e quindi complimenti a tutti gli operatori che si sono messi in campo e insomma merito anche del governo che da subito ha finanziato questa importante operazione che darà da bere a milioni di siciliani. Tecnologia avanzata, osmosi inversa, filtri ad alta efficienza, ogni impianto è in grado di produrre fino a 96 litri di acqua potabile al secondo. Costruiti in soli 120 giorni dall'azienda spagnola Acciona, saranno gestiti da Siciliacque, società del gruppo Italgas. Oltre agli impianti mobili, la Regione ha finanziato anche il potenziamento del dissalatore fisso di Porto Empedocle, un'azione che punta a garantire maggiore sicurezza idrica in un momento in cui l'emergenza siccità ha colpito duramente l'isola. Non è sicuramente la soluzione definitiva, ma un primo passo importante. L'obiettivo è chiaro: evitare che l'emergenza acqua torni a mettere in ginocchio i siciliani. Ancora caldo e incendi, ma da domenica le temperature scenderanno. In Sicilia si registrerà un calo termico di 10 gradi all'incirca. Intanto anche per oggi bollino rosso a Palermo, giallo a Messina e Catania. Marco Gulà.
Il caldo avvolgerà la Sicilia almeno fino a sabato, poi da domenica le temperature scenderanno con un calo termico di almeno 10 gradi. A Palermo anche oggi bollino rosso, il termometro, come ormai accade da giorni, oscilla tra i 35 e i 38 gradi. Stop al razionamento idrico in alcuni quartieri e stop alla circolazione delle carrozze anche per la giornata di oggi. Turisti in giro per il capoluogo, ma con accortezza, acqua e ventagli fanno parte del bagaglio per le passeggiate. Caldo e purtroppo anche incendi. Anche per oggi prevista un'elevata pericolosità per rischio roghi in 4 province della Sicilia. Allerta rossa a Palermo, Enna, Caltanissetta e Catania. Ieri 30 incendi in tutta l'isola, per fortuna con conseguenze non gravi. La rinfrescata e l'instabilità prevista da domenica potrebbe però aprire la strada a nuove perturbazioni in arrivo la prossima settimana. Secondo le attuali proiezioni, una nuova circolazione depressionaria potrebbe raggiungere il sud già da lunedì, ma le temperature non saranno certamente quelle di questi giorni. E sull'emergenza incendi abbiamo sentito il comandante dei Vigili del Fuoco di Catania che dice serve attenzione e prevenzione, ma lancia l'allarme perché la maggior parte, dice, dei roghi è di origine dolosa, rara l'autocombustione. L'intervista è di Tonino De Mana. In allerta anche la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania alle prese con l'emergenza incendi. Uomini e mezzi pronti all'intervento, anche se si tira un po' il fiato dopo il tour de force registrato nelle ultime 48 ore con gravi criticità rilevate, specie in provincia. Abbiamo avuto delle criticità particolarmente nella zona del Calatino, nella zona del Belpasso, la zona di Paternò, Randazzo. Il vostro lavoro a volte raddoppia a causa della mancanza di prevenzione e mi riferisco alle tante aree incolte. È stata fatta un'azione capillare di informazione da parte del comando provinciale, da parte ovviamente anche della prefettura e delle altre istituzioni, per invitare anche i singoli cittadini a tenere pulite in un raggio di 15-20 metri dalle abitazioni, dai centri commerciali, dalle attività industriali, da sterpaglie. Si parla tanto di incendi e di autocombustione, possiamo sfatare questo mito? Sì, io lo sfaterei assolutamente. Negli incendi di vegetazione, negli incendi di bosco è un caso assolutamente estremamente raro. Perché l'uomo brucia i terreni? Questa è una bella domanda, è una domanda che dovremmo rivolgere a chi ci mette la mano. Diciamo che in molte situazioni possiamo parlare di azioni colpose. E poi ci siete voi, con le carenze d'organico e siete costretti a fare doppi turni per fronteggiare l'emergenza. Sì, in questi giorni in particolar modo noi abbiamo un raddoppio dei turni in tutte le sedi di servizio della provincia di Catania in virtù del fatto che il bollettino della protezione civile regione siciliana dà un livello di attenzione, quindi un livello rosso, e quindi in questi casi abbiamo la possibilità in maniera cautelativa di raddoppiare il personale ed essere pronti. Telefoni che squillano in continuazione, la lunga estate dei Vigili del Fuoco è soltanto all'inizio. Torniamo ai guai provocati dal caldo. A Marsala un 80enne è morto, colto da malore mentre correva sotto il sole, inseguendo il ladro che poco prima gli aveva rubato la bicicletta che la vittima aveva lasciato fuori da un bar. A Catania la Guardia di Finanza ha arrestato il corriere di una ditta di spedizioni che trasportava sul suo furgone 2 pacchi provenienti dalla Spagna che contenevano 24 kg di cocaina. La droga avrebbe fruttato 5 milioni di euro. Emanuela Corsi. 2 pacchi provenienti dalla Spagna da consegnare ad un catanese. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il destinatario era inesistente e che all'interno dei colli erano nascosti 24 kg di cocaina. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un corriere dipendente di una nota società di spedizioni che a bordo di un furgone era intento alla consegna della droga. L'operazione è il risultato di un'attività delle Fiamme Gialle sulle spedizioni in arrivo via aerea nella provincia etnea, che ha consentito di individuare i 2 colli sospetti provenienti dalla Spagna e destinati ad un soggetto inesistente. Nel momento in cui i pacchi sono stati caricati su uno dei furgoni del corriere è stata avviata l'osservazione a distanza per verificare se la consegna andasse effettivamente a buon fine. In realtà il veicolo ha iniziato a girovagare per la città con cambi di direzione e svolte improvvise fino a giungere in una zona diversa dal luogo di consegna indicato sulla spedizione. Fermato il mezzo e ispezionato sono stati rinvenuti all'interno 20 panetti di cocaina che avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro.
Ancora a Catania, fuoco, fiamme e degrado. A distanza di 20 giorni dall'incendio di via Maraffino a San Berillo, resta in bella mostra una montagna di rifiuti e i residenti dicono è la burocrazia che blocca tutto. Tonino De Mana. Prima l'incendio, domato poi un altro incendio ed infine cumuli di detriti tirati fuori dall'immobile e lasciati nel bel mezzo di via Marraffino a San Berillo, nel centro storico di Catania. Catastri inerti rimossi con un mezzo speciale proveniente da Palermo e lasciati in bella mostra dal 4 luglio scorso, giorno in cui le fiamme hanno avvolto questo fatiscente palazzo. Ed è qui che la burocrazia ci mette lo zampino con un rimpallo di competenze che paralizza ogni cosa. Ci sono edifici abbandonati, proprietari che non si vedono e quindi è difficile capire come agire. Sicuramente se questa situazione fosse successa in Corso Italia in Viale 20 Settembre sono più che certa che non sarebbero stati 20 giorni ma al massimo 20 ore per riuscire a risolvere la situazione. Qui a volte si pensa che non ci abita nessuno, non c'è nessuno e quindi possono permettersi di fare quello che vogliono. Oltretutto col senso anche di frustrazione per cui chiamando agli uffici, segnalando, non si ha nessuna risposta. Mentre si lavora alla riqualificazione del quartiere, non si capisce chi debba rimuovere la montagna di rifiuti. Da 20 giorni che noi segnaliamo a comune, diciamo a tutti gli uffici, le uniche risposte le abbiamo avute dalla Gema che ci ha detto che essendo inerti non è di competenza della Gema risolvere questo problema e nessun altro a varie PEC e segnalazioni che abbiamo fatto ci ha dato risposta. Ma i solleciti al momento restano lettera morta. Mentre il Senato vota l'ergastolo per il femminicidio, Agrigento dedica il nuovo solarium degli dei a Patrizia Russo e alle altre donne vittime di violenza. È un luogo simbolico affacciato sul mare dove il ricordo vuole spingere all'impegno. Davide Sardo. È stato intitolato a Patrizia Russo e a tutte le donne vittime di violenza, il Solarium degli Dei, nuovo spazio pubblico inaugurato a San Leone, frazione Agrigento, un angolo di Piazzale Giglia, un fazzoletto di terreno comunale bonificato e attrezzato con panchine e sdraio affacciate sul mare per ricordare l'insegnante agrigentina uccisa dal marito condannato all'ergastolo nei giorni scorsi. Presenti autorità civili e militari, tra cui il prefetto e il sindaco, che ha fortemente voluto il progetto. È importante che chi viene qua, sì è vero che si rilassa, si prende il sole, ma è anche vero che legge il cartello, legge anche la tabella e ricorda Patrizia Russo e tutte le donne vittime di violenza di genere. Questo spazio cittadino in una località balneare fa sì che i cittadini che lo frequentano possano avere modo di ricordare la concittadina Patrizia Russo, ma nello stesso tempo essere sensibilizzata al massimo su questo fenomeno assai diffuso in tutto il territorio nazionale. Un luogo simbolico di memoria e speranza, dove il dolore si trasforma in impegno concreto contro ogni forma di violenza. Tutti a casa dal 1° agosto. I lavoratori ex Almaviva del centralino Covid vedono di nuovo imminente lo spettro della disoccupazione. La 7ª cassa integrazione scadrà infatti il 31 luglio e il nuovo centralino sanitario 116117 non parte ancora. Manlio Viola. No ad una nuova proroga della cassa integrazione per i lavoratori ex Almaviva utilizzati durante il periodo Covid per i centralini del Ministero della Salute legati a vaccini, isolamento e assistenza. La 7ª proroga scadrà il 31 luglio prossimo e l'azienda non ha intenzione di procedere con la richiesta di un'ottava deroga. Lo ha annunciato ufficialmente al tavolo ministeriale di ieri e poi lo ha messo nero su bianco in un documento nel quale ricorda che gli accordi del 7 gennaio scorso escludevano esplicitamente ulteriori proroghe. L'azienda mette invece sul tavolo 4 milioni di euro per gli incentivi all'esodo e si sorprende della richiesta della Regione di un'ulteriore cassa integrazione. L'idea della Sicilia è quella di impiegare questo personale già qualificato nel settore per il centralino 116-117 in via di istituzione. Si tratta di un numero verde per le richieste sanitarie non in emergenza-urgenza, ma la cui nascita è ancora in alto mare. In corso c'è l'interlocuzione fra il Ministero della Salute e l'assessorato regionale alla sanità, ma il personale viene invece gestito fra le aree di crisi del sistema delle attività
attività produttive. Almaviva dice no e attacca. Risulta incomprensibile che i rappresentanti della Sicilia mettano in campo ipotesi contrarie all'accordo firmato il 7 gennaio scorso, ma c'è di più. Sostiene l'azienda che parla di 1 anno e 7 mesi persi e di un percorso futuro totalmente indeterminato quanto a scadenze, dimensioni e soggetti attuatori. Una impasse dalla quale è difficile uscire, con Almaviva che vuole chiudere con questo personale e scaricarlo alla Regione con incentivi e nastri che possono portare i lavoratori fino al 2027 e con la Sicilia che insiste su una nuova proroga nonostante gli accordi di gennaio. La trattativa riprende lunedì al Ministero del Lavoro quando resteranno solo 4 giorni alla scadenza. Torna il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione in collaborazione con Trenitalia per favorire il rientro dei siciliani residenti al nord, anche in occasione naturalmente delle vacanze estive. Attenzione alle date, il Sicilia Express partirà da Torino il 30 luglio. Il viaggio di ritorno è previsto per il 23 agosto e i biglietti sono disponibili a partire dalle 14:30 di oggi sui canali ufficiali di Trenitalia. Bisogna digitare Trenitalia. Visita palermitana della pop star Dua Lipa, che su Instagram posta le foto del capoluogo tra gite in barca, visite ai monumenti, cene, aperitivi. La dedica a Palermo in My Heart, nel cuore, scatena i fan siciliani. Emanuela Corsi. Palermo in My Heart. Con questa dedica la pop star britannica Dua Lipa posta le foto della sua vacanza a Palermo e manda in delirio i fan siciliani. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 88 milioni di follower, la cantante di origini kosovaro-albanesi ha pubblicato una galleria della sua vacanza d'amore in Sicilia in compagnia del futuro marito, l'attore Callum Turner. Negli scatti si vedono le vie del centro storico, gite in barca, visite della coppia all'interno di monumenti e chiese del capoluogo, ma anche cibo e aperitivi siciliani. Dopo questa visita in Sicilia prosegue il lungo periodo di vacanze per l'artista, che riprenderà la tournée il prossimo 1 settembre a Toronto, in Canada. E chissà che prima o poi non scelga la Sicilia anche per una tappa del suo tour mondiale, per la gioia dei fan dell'isola. Beh, c'è da augurarselo. Adesso facciamo la pausa, tra poco per il calcio le prime immagini di Palumbo con i nuovi compagni di squadra del Palermo e i movimenti di mercato del siciliane DC. State con noi, vi aspetto. Calcio ufficiale Antonio Palumbo, a breve anche il difensore Bani si legherà al Palermo, mercato altisonante per il club rosanero che punta alla Serie A. Marco Gullà. Telenovela finita, Antonio Palumbo è ufficialmente un giocatore del Palermo, fumata bianca o meglio rosanero. Palumbo lascia il Modena e si accasa al Palermo mentre Di Mariano fa il percorso inverso. Lascia il Palermo pure Insigne che va all'Avellino, ma il DS Carlosti non si ferma e a breve formalizzerà con il Genoa l'acquisto di Mattia Bani, difensore d'esperienza, capitano dei Grifoni, convinto dal Palermo e dal progetto City Group. Bani non si è allenato con il Genoa e raggiungerà il ritiro del Palermo quando la trattativa sarà definita. Intanto tra le note positive della preparazione dei siciliani a Châtillon c'è sicuramente il francese Jérémy Ledoiron con 5 gol segnati in 2 amichevoli. Iniziamo questa nuova stagione con grande voglia e ambizione. La Valle d'Aosta offre un contesto ideale per lavorare al meglio. Con la squadra e con il nuovo staff siamo tutti pronti a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Oggi terza amichevole per il Palermo che alle 18 affronterà la Nuova Sondrio, squadra che milita nel campionato di Serie D. Si lavora allo sfoltimento delle rose in Casa Catania e Siracusa, operazioni propedeutiche per poi rinforzare le squadre in quei reparti in cui c'è necessità. Francesco Triolo. Primo punto, sfoltire la rosa, sembra il motivo dominante di questo periodo per tutte le squadre siciliane. L'ultima operazione in uscita del Catania è il prestito al Budone in Serie D del 18enne portiere Domiziano Tirelli lo scorso anno al Siena.
ma sono troppi i giocatori fuori dal progetto tecnico ancora sotto contratto e per i quali si sta cercando la risoluzione o la cessione. Si tratta dei centrocampisti De Rose, Peralta, per il quale si sta discutendo col Crotone, e Tello, destinato al Sud America dopo aver risolto il contratto, e degli attaccanti Marsura e Montalto, tutti profili forti di ingaggi di rilievo e quindi non semplici da congedare. Ci sono poi Chiarelle e Bocic al momento a Norcia, ma nella lista dei possibili partenti Bocic potrebbe andare al Siracusa. Il Catania però ha anche una priorità in entrata, quella di rafforzare il centrocampo. Il primo nome della lista resta Andrea Vallocchia della Ternana. Nelle ultime ore il DS Pastore è tornato a farsi avanti nel tentativo di chiudere la trattativa. La prima alternativa è un altro centrocampista della Ternana, il 26enne Salvatore Aloi. Per la difesa è stato fatto un sondaggio per Daniele Celiento del Trapani, in avanti piace Marco Tumminello del Crotone, che però lo lascerebbe partire solo di fronte ad un'offerta importante. Fase di sfoltimento anche a Siracusa, come testimoniano le risoluzioni di Sarao e di Grazia, che ha già firmato con la Regina. Oggi arriva il difensore Catena, ufficializzato ieri il prestito dal Cagliari per affiancare Farroni in porta, e in fase di valutazione da parte dello staff tecnico il portiere Brian Bonucci, che si sta allenando con la squadra. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione per le 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.